10ª edizione del Sardegna Pride. Alessio Mameli, quanti anni ha e da dove arriva? 38 anni e vivo a Quartu. Come mai partecipa al Sardegna Pride? Perché è assolutamente indispensabile, perché non è cambiato niente, sì, dopo le unioni civili sostanzialmente è rimasto tutto come prima e siamo in una società che è ancora abbastanza inviluppata in una ipocrisia, in un conservatorismo che fa veramente schifo e che tra l'altro peggiorerà in futuro, perché se dovessimo avere un ulteriore aumento dei voti della Lega e poi dovesse addirittura aumentare l'Italia, insomma rischiamo di avere un governo di centrodestra, ma non come quello di Berlusconi, un governo francamente fascista. Quindi, addirittura? sì, nel senso loro non lo dicono, no, lo dicono anche apertamente, e tra l'altro sono arrivati addirittura a definire Salvini il capitano, perché definirlo duce sarebbe eccessivamente palese. Comunque l'Italia non è comunque un paese dove comunque gli omosessuali corrono dei rischi. In realtà ha tutto da dire, anche quando c'era il fascismo gli omosessuali non erano condannati esplicitamente, anche se alcuni furono mandati al confino, però nel senso l'Italia faceva così. Beh, cosa sta mancando oggi in Italia per la popolazione omosessuale? Per chi è omosessuale? Allora, praticamente con gli unioni civili si è avuto una specie di zuccherino. Invece di fare la cosa più semplice e banale, cioè estendere il matrimonio civile a tutte le coppie, comprese quelle omosessuali, quindi estendere a tutti gli stessi doveri, gli stessi diritti, si è deciso che come una sorta di compromesso tra la posizione dei cattolici e la posizione dei laici o laicisti che dir si voglia, si dovesse fare un istituto a parte che assumesse quasi tutte le prerogative del matrimonio civile tranne alcune, cioè le adozioni non sono ammesse, né quelle del figlio del partner né quelle di bambini esterni, bambini... Lei è fidanzato, è single? Purtroppo no. Cosa fa nella vita? Per il momento sono disoccupato, ma sto studiando mediazione linguistica, studio tedesco e inglese. Quindi qual è la prima urgenza per gli omosessuali? Che deve ovviamente mettere mano il governo? Per gli omosessuali in quanto tale è una legge contro l'omofobia che impedisca qualsiasi tipo di discriminazione, non solo fisica ma anche e soprattutto psicologica e ideologica, perché in realtà la violenza è soltanto la punta dell'iceberg, è tutta una cosa che sta sotto, cioè la gente si pone contro gli omosessuali perché ha un'idea sbagliata dell'omosessualità, crede che sia una scelta e non è vero. L'omosessualità è un orientamento sessuale esattamente come l'eterosessualità, nessuno sceglie di essere eterosessuale così nessuno sceglie di essere omosessuale, non c'è nessuna ragione per discriminare in alcun modo un omosessuale, però purtroppo in Italia le leggi vanno interpretate, nel senso è già possibile in alcuni casi condannare una persona che discrimina una persona omosessuale, però non sulla base di una legge ad hoc, sulla base di leggi che vanno ogni volta interpretate, cioè quindi insomma è un discorso abbastanza complesso da fare adesso. Poi vabbè, una cosa che io vorrei tantissimo è l'abolizione totale della legge 40 2004. L'unica cosa che si potrebbe ancora lasciare è il divieto della clonazione riproduttiva. Per il resto quella legge va assolutamente cassata